Sabato 24 novembre si è tenuta nella sede di 311 Verona in Lungadige Galtarossa la seconda tappa di In Veneto, l'iniziativa di lancio dei progetti di innovazione sociale e culturale promossa dalla Regione e finanziata dal Fondo Sociale Europeo. 3 milioni di euro stanziati per 14 progetti particolarmente innovativi negli ambiti più diversi. L'obiettivo è fare del Veneto un punto di incontro di scienziati, artisti, ricercatori, start-upper, professionalità altamente qualificate provenienti da tutto il mondo per creare nuovi posti di lavoro. Capofila del secondo incontro è stata FabCube, la rete di Fab Lab nata 2 anni fa che ha presentato il progetto Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro. 4 aree tematiche: formazione ed occupabilità, innovazione e imprenditoria sociale, invecchiamento attivo e welfare, rigenerazione urbana, scienze sociali e open innovation, per altrettanti progetti già attivi sul territorio e aperte a nuove idee da condividere fra i partecipanti. Ospite principale della mattinata Gianluigi Cogo, esperto di amministrazione governativa, che ha introdotto il tema dell'hacking civico. Sostanzialmente l'hacking civico va visto come un contributo che viene dall'esterno per migliorare lo stato delle cose. Si chiama civico proprio perché richiede l'apporto della società civile, in questo caso una società civile che ha delle particolari competenze, e sono tutti quelli che creano dal di fuori le condizioni per dimostrare che si possono far meglio i servizi pubblici, ad esempio, che possono essere delle applicazioni, tipicamente app, siti web, eccetera, ma possono essere anche oggetti. Tutto il tema del civic hacking, che è basato anche sulla rivoluzione, dell'artigianato digitale, dimostra anche come si possono costruire cose meglio di come vengono costruite. Ad ascoltare attentamente i temi proposti anche l'assessore all'urbanistica del Comune di Verona Ilaria Segala, che fa della partecipazione attiva della cittadinanza uno dei capisaldi del suo mandato amministrativo. È vero, ci sono diversi temi sui quali abbiamo coinvolto proprio la partecipazione della gente. Un esempio è stato quello dell'Arsenale, con un processo vero e proprio di partecipazione di 3 mesi per vedere idee per la città. E nel futuro il grande progetto che penso è proprio il tema della rigenerazione delle aree degradate, in particolare Verona Sud, ma anche tutta la città. Stiamo partendo con una commissione interna con ordini professionali, Confindustria, Confcommercio e ANCE, per prendere spunto da anche esperienze milanesi per una schedatura di queste aree, e poi apriremo un bando. Nel pomeriggio spazio ai laboratori dei più piccoli con lo Zanshin Tech, la prima arte marziale digitale, e il Parent Dojo per esplorare algoritmi e informatica assieme ai genitori.